Il gioco è che mi dovete rispondere innanzitutto o sì o no alla qualsiasi domanda vi faccio. Secco, esatto. Diciamo risposta secca. Se volete argomentare avete circa 10 secondi, cioè deve essere un'argomentazione proprio rapida, ok? Potete anche non argomentare, naturalmente, questo mi sembra logico. Ok? Pronti? Vai. Ok. Raffica di domande finale. Amorim farà bene al Milan? Sì, se gli danno tempo. Sì, se c'è dietro una società forte. Vi è piaciuto il Brasile? No. Manco per niente. Ghila serve al Napoli? Sì. Ni. Dipende chi Leao. esce e se esce. Scusami. Se non commenti subito io parlo. Hai ragione, scusa. Leao troverà una squadra? No. Andrà in Premier. Carnevali è quello che serve davvero alla Juve? Sì. L'ha già dimostrato, serviva già prima. Serviva proprio. Dove arriverà il Belgio ai mondiali? Quarti. Ottavi. Vlahovic resta alla Juve? No. No. E per il Napoli è un'opportunità? Sì. A quelle cifre assolutamente no. Norton Caffi vi piace come vice di Lorenzo? No. Interessante. Scusate, sta passando anche la discoteca? Tunz. Tu quando ambasciatore fanno un ritorno. Tutti quanti. Vi ha stupito Cucurella al Real? Sì. Come spendere soldi? Male. Portieri Napoli. Dovete scegliere 2 portieri tra Meret, Savic e Vicario. Vicario Savic. Vicario Meret. A prescindere da primo o secondo portiere, come forza Vicario Meret. Ma detto ciò, il Brasile può davvero vincere il mondiale? Sì. No. Perché Ancelotti è un uomo fortunato. Su questo effettivamente hai ragione, però no. Scusate, sto già ridendo. Luca, dove può andare? Secondo me Bologna e Lazio sono la Lazio. La Lazio serve la prima punta. Monza. Grosso farà bene alla Fiorentina? Sì. Sì, molto interessante come allenatore. E il Torino è stato coraggioso o avventato nel scegliere Abate? Coraggioso. Mi ha stupito Cairo, non me l'aspettavo. Cairo mi ha stupito parecchio. Il Ciolito Simeone può davvero tornare in Argentina quest'anno? No. Spero di no. Rafa Marin lo terresse al Napoli e gli daresse una possibilità? No. Io sì, come quarto quinto sì. Il Portogallo di CR7 dove arriverà al mondiale? Ottavi. Semifinale. Lobotka De Bruyne Anghissà. Chi resta? Lobotka De Bruyne. Lobotka De Bruyne. Vi ha impressionato Boadi del Marocco? Sì. Sì, ma devi avere altre partite per essere una certezza. Già costa 55 milioni. Mi ha impressionato più quello dell'Australia comunque, giusto per argomentare. L'Argentina può fare il bis? Spero di sì. Spero, ma no. Se poteste scegliere un acquisto per il Napoli, potete scegliere tra tutti. Chi sarebbe? Tra tutti, nel senso fantamercato. Allora, qua vi do qualche secondo. Potete scegliere un acquisto, il Napoli prende un giocatore, qualsiasi sulla faccia della terra. Chi prendereste?
Vorrei dire Kvicia, ma ti dico Declan Rice. 2, uno in prestito e uno in un acquisto. Non ne ha che domanda. Une! Julian Alvarez. Sono innamorato di Julian Alvarez. Il Napoli dovrebbe costruire la squadra intorno a Kevin De Bruyne? No. Per la prossima No. stagione, naturalmente. No. Ok. Ultima domanda. Vedete prossimamente Vergara titolare nel Napoli? No, nei prossimi 2 anni. Alternandosi con giocatori, ma non titolare fisso, non inamovibile.